Siamo in un posto bellissimo, ci troviamo a Passo Costalunga ed è questo il punto di partenza per il nostro trekking di oggi. Faremo un giro an anello nel gruppo del Catinaccio. Il nostro primo obiettivo sarà raggiungere il rifugio Roda di Vael. Di fronte al parcheggio parte il sentiero 548 che noi seguiremo fino ad arrivare al rifugio. Avete visto che bel posto? Quasi quasi mi trasferisco qui. Non molliamo, il rifugio si vede e manca poco per arrivarci. Che posto ragazzi! Siamo arrivati al rifugio Roda di Vael, stupendo panorama. Adesso facciamo una piccola sosta e poi prendiamo il sentiero per arrivare a Passo Cigolade. Amara sorpresa, il sentiero per arrivare a Passo Cigolade è inagibile, quindi cambiamo itinerario. Da Roda di Vael andiamo al rifugio Ciampedie. Siamo vicini al rifugio Ciampedie. Ora noi a questo incrocio prendiamo un sentiero anche per accorciare il nostro itinerario e ci dirigiamo verso il rifugio Violet. Che magnifico posto! Siamo arrivati in un punto panoramico davvero strepitoso. Siamo al Passo Sofion ed ora continuiamo sul nostro sentiero. Buon appetito! Buonissimo il panino e bellissimo il panorama. Abbiamo terminato di mangiare ed anche di guardarci attorno. Da qualsiasi parte si guardi, qui è tutto uno spettacolo. E adesso continuiamo sul sentiero verso il Passo delle Coronelle. Siamo arrivati al bivio per il Passo delle Coronelle. Ora seguiamo il sentiero 550 e ci portiamo sull'altro versante del gruppo del Catinaccio. Ed eccoci arrivati al Passo Coronelle, altra splendida sala cinema.
Ora continuiamo e scendiamo verso il Rifugio Paolina. Prima di arrivare al Rifugio Paolina si incontra anche il Rifugio Fronza alle Coronelle. Siamo arrivati al Rifugio Paolina ed ora non rimane altro che la discesa fino a Passo Costalunga. Tornati a Passo Costalunga e qui concludiamo il nostro giro. Viste le modifiche che abbiamo dovuto fare in itinere al nostro percorso, ricapitoliamo l'itinerario. Dal Passo Costalunga si prende il sentiero 548 fino ad arrivare al rifugio Roda di Vael. Qui si procede sul 541 e arrivati in località Prael si prende il sentiero non numerato detto Sentiero delle Pecore in direzione Ciampedier. Ad un certo punto si gira a sinistra sul sentiero che sale al Passo Soffion, non numerato questo. Continuando il sentiero ci si ricongiunge con il 541 e poco dopo, andando in direzione Rifugio Violet, si prende il 550 che sale al Passo delle Coronelle e poi scende al Rifugio Fronza. Adesso, per ritornare, si percorre prima il 549 e poi il 552 che conducono al punto di partenza passando per il Rifugio Paolina. In conclusione, il giro è stato molto bello, panoramico, fantastici gli scorci sul Catinaccio. Portatevi la macchina fotografica, video, cellulare, quello che volete, ne vale veramente la pena. I tratti attrezzati sono facili. Attenzione come al solito dove mettete i piedi, però è fattibile. Ci sono dei punti di ristoro, quindi se siete stanchi potete anche bere e mangiare. Come al solito noi vi salutiamo e... alla prossima!